ancora per la preghiera, ma vogliamo innanzitutto leggere prima la parola del Signore, poi continueremo a pregare, ringrazieremo il Signore. Leggiamo un salmo, il numero 37. Alleluia. Salmo 37, se l'avete trovato vi invito ad alzarvi in piedi, vogliamo onorare la parola del Signore. Alleluia, amen. Dio sia lodato. Non adirarti a causa dei malvagi, non avere invidia di quelli che agiscono perversamente, perché presto saranno falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Confida nel Signore e fai il bene. Abita il paese e pratica la fedeltà. Trova la tua gioia nel Signore. Ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nel Signore. Confida in Lui ed Egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. Stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Non adirarti per chi prospera nelle sue imprese, per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Non adirarti. Ciò spingerebbe anche a te a fare il male. Poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nel Signore possederanno la terra. Ancora un po', e l'empio scomparirà. Tu osserverai il luogo dove si trovava, ed egli non ci sarà più. Ma gli umili erediteranno la terra e godranno di una gran pace. L'empio tende insidia al giusto e digrigna i denti contro di lui. Il Signore ride dell'empio perché vede avvicinarsi il giorno della sua rovina. Gli empi hanno tratto la spada e teso il loro arco per abbattere il misero e il bisognoso, per sgozzare quelli che vanno per la retta via. La loro spada penetrerà nel loro cuore e i loro archi si spezzeranno. Il poco del giusto vale più dell'abbondanza degli empi, perché le braccia degli empi saranno spezzate, ma il Signore sostiene i giusti. Il Signore conosce i giorni degli uomini integri, la loro eredità durerà in eterno. Non saranno confusi in tempo di sventura, ma saranno saziati in tempo di fame. Gli empi periranno, i nemici del Signore come grasso d'agnelli saranno consumati e andranno in fumo. L'empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha pietà e dona. Chi è benedetto da Dio erediterà la terra, ma chi è maledetto sarà sterminato. I passi dell'onesto sono guidati dal Signore, egli gradisce le sue vie. Se cade, non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene prendendolo per mano. Io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, né la sua discendenza mendicare il pane. Tutti i giorni è pietoso e dà in prestito, la sua discendenza è benedetta. Allontanati dal male e fai il bene, dimorerai nel paese per sempre. Poiché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi santi, essi sono conservati in eterno. Ma la discendenza degli empi sarà sterminata. I giusti erediteranno la terra e l'abiteranno per sempre. La bocca del giusto esprime parole sagge e la sua lingua parla con giustizia. La legge di Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. L'empio spia il giusto e cerca di farlo morire. Il Signore non lo abbandona nelle sue mani e non lo condanna quando egli viene giudicato. Spera nel Signore e segui la sua via. Egli ti esalterà perché tu possieda la terra e veda lo sterminio degli empi. Ho visto l'uomo malvagio e prepotente ergersi come albero verdeggiante sul suolo natio, ma poi è scomparso ed ecco non c'è più.
Io l'ho cercato, ma non si è più trovato. Osserva l'uomo integro e considera l'uomo retto, perché l'uomo di pace avrà una discendenza. Ma tutti i malvagi saranno distrutti, la discendenza degli empi sarà sterminata. La salvezza dei giusti proviene dal Signore. Egli è la loro difesa in tempo d'angoscia. Il Signore li aiuta e li libera dagli empi e li salva, perché si sono rifugiati in Lui. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Bellissimo salmo, vero? Alleluia, salmo scritto dal re Davide, che descrive due tipi di uomini. Uno è giusto, il giusto, e l'altro è l'empio. Alleluia. Se io dicessi, ma chi è giusto? C'è qualcuno giusto in mezzo a noi? Sapete, io credo di no. Ma Dio ha mandato uno giusto per noi tutti ingiusti. Ed è per Lui, per Gesù, il giusto, noi siamo resi giusti davanti a Dio. Dio ci guarda nella giustizia del suo figliolo Gesù. Siamo stati giustificati per mezzo del sangue di Gesù. Ecco che Dio ci guarda con quella giustizia che non è nostra. Amen? Amen. Nessuno può vantare una giustizia davanti a Dio. Possiamo solo vantarci di essere umani, di sbagliare. Ma la nostra giustizia è un panno sporco davanti a Dio. Amen? Amen. Però l'unico giusto ci ha resi giusti. Amen. Noi vogliamo ringraziare Dio per questo, perché ci ha regalato, ci ha donato il suo figliolo Gesù. E possiamo andare ai suoi piedi, al trono di Dio, nel nome di Gesù. Gesù stesso dice nella sua parola: qualunque cosa voi chiederete al Padre nel mio nome. Amen? Non puoi andare al Padre nel tuo nome, ma nel nome di Gesù, il giusto, il perfetto. Amen? Colui che veramente, di cui il Padre si è compiaciuto, nel nome di Gesù. Non guardarmi per quello che sono, ma guardami, Padre, attraverso il tuo figliolo Gesù, perché abita nel mio cuore. Ed ecco che il Dio ci guarda nella giustizia del suo figliolo Gesù. Quindi Davide descrive il giusto e l'empio. L'empio, chi è l'empio? L'empio è il malvagio, l'empio crede in Dio, sa che c'è Dio, ma lo rifiuta. E la parola di Dio lo chiama empio, perché sceglie deliberatamente, in tutta libertà, di non servire Dio. E purtroppo nel mondo ci sono questi due tipi di persone, i giusti e l'empio. Amen? Amen? Gloria al Signore. C'è la Chiesa del Signore che deve splendere in questo luogo oscuro. Amen? La Chiesa, ripeto, non fatta di persone giuste, ma di persone redente per la grazia di Cristo. Amen? Salvate per mezzo del sacrificio di Cristo Gesù, il Signore. Alleluia. Quindi ognuno di noi vogliamo rispecchiarci in questo uomo giusto davanti a Dio. Ripeto, non per i nostri meriti, ma per Cristo Gesù il Signore. E Davide non fa altro che consigliare di non guardare l'empio. È vero? Non guardare l'empio. Vedrai che l'empio prospera. È vero. Non conoscono Dio, eppure si arricchiscono, però stanno bene su questa terra. Potranno avere tutto, materialmente parlando, ma gli mancherà sempre la cosa più importante: la grazia di Dio. Siete d'accordo? Possono avere ricchezze,
Quante famiglie ricche che litigano, una volta che muoiono i capi di famiglia, poi si litiga per la spartizione dei soldi, no? Dei beni, non c'è pace. Gloria a Dio, alleluia. Non vogliamo guardare all'empio. E ribadisce ancora a Davide: non guardare all'empio che prospera, perché ti arrabbi. E questo porterebbe anche a te a sbagliare. O no? Perché viene da dire: ma perché lui sì e io no? Dio ci dia grazia di avere un'altra ottica delle cose. Guardare quello che non si vede adesso. L'empio finirà. Amen. Non avere invidia di quelli che agiscono perversamente, perché presto saranno falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Non ci saranno più, mentre noi continueremo ad esistere, ma non qui su questa terra, ma nella casa del Padre, per l'eternità. Amen. Quindi qual è il consiglio? Come dobbiamo vivere? Sempre guardando all'empio che prospera, invidiando la prosperità dell'empio? No. Confida nel Signore e fai il bene. Sempre. Confida in Dio, continua a fare il bene. Abita il paese e pratica la fedeltà. Abita lì dove ti ha messo il Signore. Il Signore ci ha messi qui, abitiamo in questa città e pratichiamo la fedeltà. Che tutti possano vedere che noi serviamo il Signore, che siamo fedeli a Dio, amen, che speriamo in Dio, che ci confidiamo in Dio, che chiediamo a Dio, amen. Trova la tua gioia nel Signore. Perché trovare gioia in cose materiali? Desiderare la ricchezza degli altri, non inseguire una gioia che è effimera, non potrai mai ottenere quella gioia. Ma trova la tua gioia nel Signore. C'è gioia nel Signore? Pongo questa domanda: c'è gioia? Hai trovato gioia nel Signore? Questa sera sentiamo gioia nel Signore. Abbiamo lodato il Signore, ma non c'è gioia nel nostro cuore. Amen. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Alleluia. Non c'è nulla di condannabile nell'avere dei desideri, è umano desiderare qualcosa, ma lascia che questo desiderio sia ai piedi del Signore, e lascia che sia il Signore a soddisfare, se nella sua volontà, anche il desiderio che è nel tuo cuore. Amen. Perché Dio può farlo, ci crediamo? Amen. Amen. Alleluia. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Sì, fratelli e sorelle, il Signore agirà. Agirà per noi. Amen. Riponi la tua sorte nel Signore. Cosa vuol dire? Affidati a Lui. Che sarà di domani? Qual è la tua sorte? So che sono nelle mani del Signore. Mi sento in mani sicure. Riponi la tua sorte nel Signore. Non essere di quelli che vogliono a tutti i costi conoscere il domani. E vanno in cartomanti, la magia, il futuro. Qual è la mia sorte? Dio ci liberi. Amen. Amen. Siamo stati liberati, gloria a Dio. Amen. E continuiamo a vivere nella libertà del Signore. Il consiglio della parola di Dio è: riponi la tua sorte nel Signore ed Egli agirà. Non ti preoccupare, vivi serenamente. Amen. Amen. Alleluia. Alla fine ci sarà un modo, un tempo che la luce del giusto risplenderà. Il tuo diritto, come il sole di mezzogiorno, splenderà addirittura. A volte ci sentiamo che i nostri diritti sono lesi,
non sono neanche ascoltati, non valiamo, non abbiamo diritti. Alleluia. Stiamo in pace, confidiamo nel Signore. Alleluia. Stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo. O no? Bisogna imparare ad aspettare il Signore. Alleluia. Non essere irrequieto, non adirarti per chi prospera nelle sue imprese, per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti. Ci sono uomini malvagi che hanno successo, sì. Noi non dobbiamo guardare a quegli uomini, dobbiamo guardare a quell'uomo giusto, di cui vi ho detto all'inizio, il cui nome è Gesù Cristo, il Figlio di Dio. A quell'uomo giusto dobbiamo guardare. E Dio ci ha dato questo esempio per somigliare a Cristo Gesù il Signore, non guardare altri esempi. Non abbiamo bisogno di altri esempi. L'esempio ci è stato dato. Ed è Gesù, la sua vita, i suoi insegnamenti, il suo modo di rapportarsi con il Padre. Amen? Amen. Alleluia. Quindi cessa dall'ira, lascia lo sdegno, non adirarti, ciò spingerebbe anche a te a fare il male. Vediamo gli altri che hanno tanto e a volte noi ci guardiamo e vediamo, ma io ho così poco. Il poco del giusto vale più dell'abbondanza degli empi. Ti ha disarmato questa affermazione? Gloria a Dio. Amen. Ciò che provvede il Signore è per la sua grazia. Amen. E tante volte vi dico una cosa, è meglio avere il giusto, il poco, sì, che averne di più. Perché quando vediamo abbondanza non sappiamo gestirla. E perdiamo di vista il fatto che dobbiamo dipendere dalla grazia di Dio. Alleluia. Quindi io dico gloria a Dio Alleluia. per questa affermazione che fa Davide. Il poco del giusto vale più dell'abbondanza degli empi. O poco. Ma gloria a Dio, quel poco è lavorato, sudato, è guadagnato. E alla fine posso dire, Signore, benedici questo poco che mi hai dato, grazie, perché non è insufficiente, è sufficiente per me, per la mia vita, per la mia famiglia. Amen. Alleluia. Gloria a Dio, non guardare all'empio. Il Signore conosce i giorni degli uomini integri, la loro eredità durerà in eterno. Alleluia. Qui parla di un'eredità dell'uomo giusto. Ma cos'è questa eredità? È la fede. È la nostra fede. Desidero che la mia fede sia l'eredità dei miei figli. Alleluia. Più che le case, i beni che posso lasciare, non ne posso lasciare niente, ma la mia fede in Dio. Amen. Alleluia. Dura in eterno. Ho conosciuto fratelli, famiglie antiche nella fede, proprio, e ancora si ricordano, ci ricordiamo di quelle famiglie, di quei fratelli, la loro fede parla ancora. Me, conosco i figli, e i figli hanno altri figli, che servono il Signore, vanno in chiesa. Gloria a Dio, quella è l'eredità. Allora riconosce veramente quel fratello era giusto davanti a Dio. C'è un'eredità che ancora parla, è viva. La scrittura ci parla della fede di Abele, che parla ancora. Non parla della fede di Caino, ma della fede di Abele. Vi ricordate questo verso? Negli Ebrei, benché morto, parla ancora. Amen? Ricordiamoci che anche quando noi non ci saremo, lasceremo la nostra eredità nella Chiesa. Amen? In chi ci conosce, ai nostri figli, alla nostra famiglia. Questa è l'eredità che possiamo lasciare, un'eredità inestimabile. Siete d'accordo? Qualcosa di prezioso che vale molto più dell'oro. La fede in Cristo Gesù il Signore. Alleluia! I passi dell'onesto sono guidati dal Signore, Egli gradisce le sue vie. Se cade, non è però abbattuto.
l'uomo integro, l'uomo onesto, il giusto davanti a Dio può anche cadere, però non sarà mai abbattuto. Alleluia. Amen? Amen. Anche se si ama il Signore, lo si serve, e questo non vuol dire che siamo immuni dalle difficoltà della vita. Il sole sorge per tutti. Si alza il sole ed è giorno per tutti, per l'empio e per il giusto. Se piove, piove per tutti, vero? Ma c'è una differenza fra il giusto e l'empio. Se succede qualcosa all'empio, non ha speranza alcuna. Va a vedere i propri soldi, le proprie ricchezze, spera di comprare la salvezza, ma la salvezza non la potrà mai trovare. Chi è giusto invece davanti a Dio può dire: Signore, ti prego, aiutami, stendi la tua mano. E subito il Signore stenderà la sua mano e ti tirerà fuori, ti rialzerà. Amen. Se cade, non è abbattuto. Nessuno mai potrà abbatterti, perché sei giusto davanti a Dio. E quello che ti ha reso giusto non è per i tuoi meriti. I meriti sono di qualcun altro, ripeto, lo sottolineo. I meriti sono di Cristo Gesù il Signore. Amen. Alleluia. Non sono per i nostri meriti. Alleluia. Allontanati dal male, fai il bene, dimorerai nel paese per sempre. Il Signore ama la giustizia, non abbandona i suoi santi, essi sono conservati in eterno. Vedete, si parla di eternità per i giusti, per i santi. I santi non sono quelli del calendario solo, ma siamo anche noi, perché vogliamo appartarci per il Signore. Amen. Amen. Alleluia. I giusti erediteranno la terra e l'abiteranno per sempre. Questo verso è sempre stato di controversia, soprattutto per qualche denominazione, i quali sono convinti che noi abiteremo la terra, questa terra per sempre. No, io non voglio stare qui, io voglio stare nel cielo con Gesù. Amen. È una promessa di Gesù. Dove sono io sarete ancora voi. Amen. Ma come? Qui si parla che il giusto erediterà la terra, ma sì, ma c'è stata una terra promessa per Israele, vero? E per l'Israele spirituale, che siamo noi, la Chiesa, c'è una terra promessa. È il cielo. Amen. Abiteremo per l'eternità. Poi cosa farà il Signore qui sulla terra? Non lo so. È scritto ci saranno nuovi cieli e una nuova terra, forse si ricomincerà da capo, che ne so, non lo sappiamo. Chi lo può dire? So solo che noi saremo con Lui. E questo mi basta. Amen. 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 Alleluia. La legge di Dio del giusto è nel suo cuore. I suoi passi non vacilleranno. Un'altra differenza tra il giusto e l'empio è che la parola di Dio non è racchiusa in un libro. Il giusto non porta il libro sempre così, solo, dobbiamo andare in chiesa con la Bibbia. Ma la parola di Dio ancora di più è scritta nel cuore. E quando la parola di Dio è nel cuore, dirige i passi, le scelte. Si parlava prima di saggezza. Se la parola di Dio è nel tuo cuore, dirigerai i tuoi passi. Amen. Avrai timore di Dio. Le tue scelte saranno condizionate da quel principio che è nella parola di Dio. Alleluia. Amen. Non sarà solo scritto nel libro la parola di Dio, deve essere scritta nel cuore. E Dio ci ha dato un cuore di carne. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Infine, voglio sottolineare insieme a voi gli ultimi due versi di questo Salmo, il 39 e il 40. La salvezza dei giusti proviene dal Signore. Egli è la loro difesa in tempo d'angoscia. Amen.
Il Signore li aiuta e li libera dagli empi e li salva, perché si sono rifugiati in Lui. Per il giusto non splende sempre il sole. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, perché io, Gesù, ho vinto il mondo. Amen. 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 E quindi anche se vivi un tempo di angoscia, ci può essere, non vuol dire che Dio ti ha lasciato, non ti ascolta più, fai antipatia a Dio, ti ha sopportato per un tempo e adesso non ti sopporta più. Non è così. È perché il tempo d'angoscia c'è ed è per tutti. E sei attaccato come figlio di Dio, come figlia di Dio, sei attaccata. A me? Sei attaccato dall'empio a volte. E se non serve il nostro Dio, servirà qualcun altro. Avete capito? Ecco che odia il giusto, che appartiene a Dio. Digrigna i denti, medita il male. Ma sappi che la salvezza dei giusti proviene dal Signore. Amen. Alleluia. Egli è la loro difesa in tempo d'angoscia. Alleluia. Amen. Amen. Il Signore è colui che li libera e li aiuta. Alleluia. Alleluia, perché si sono rifugiati in Lui. Amen. Amen. Grazie a Dio per questa meravigliosa differenza Alleluia. fra il giusto e l'empio. E gloria a Dio perché ancora oggi c'è questa differenza Alleluia. fra chi appartiene a Dio e fra chi non appartiene a Dio. Alleluia, vogliamo fare la differenza. Alleluia. Noi siamo diversi, non siamo migliori, siamo diversi. Siamo stati salvati per la grazia di Dio. Alleluia. Abbiamo fatto la scelta giusta. Gloria a Dio. Se dobbiamo vantarci di qualcosa, vantiamoci di questo. Ho fatto la scelta giusta. Amen. Un giorno ho scelto di servire il Signore. Quella è stata la cosa giusta. Amen. 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 Alleluia. Sono passati anni e Dio è sempre stato fedele. Amen. E lo sarà ancora. Ci sarà sempre differenza tra il giusto e l'empio. Amen. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria a Dio.